Confartigianato continua a consolidare il suo dialogo con le scuole. Un mese fa abbiamo fatto Che spettacolo di mestiere e oggi siamo qui al Toniolo con EcoSpeed Competition. Con questa iniziativa vorremmo dare un nostro contributo a quelli che sono gli orientamenti professionali dei ragazzi delle terze medie. Lo facciamo con questa competition nella quale insegniamo ai ragazzi i principi importanti dell'energia, e quanto mai questo è un argomento attualissimo. Gli insegniamo i principi del non spreco, dell'inquinamento, della mobilità, della circolazione stradale, e lo facciamo con questo gioco che è appunto EcoSpeed Competition. I ragazzi in questo periodo hanno avuto una formazione fatta con degli insegnanti sui temi che ho citato poco fa, e successivamente in laboratorio hanno costruito delle automobiline che saranno in gara oggi. Oggi verranno premiate le automobiline più performanti dal punto di vista della velocità, ma anche troverà spazio chi è più performante nel design, nella creatività, perché verrà premiata anche l'automobilina che avrà il design più accattivante e la storia come nome più interessante da raccontare. Quindi orientamento professionale, sensibilizzazione sui temi di energia, ambiente, e quindi essere ancora più vicini al territorio e guardare al futuro conoscendo delle nuove professioni che riguardano il tema energetico, riguardano il rinnovabile, riguardano la mobilità e i servizi legati alla mobilità. Questa mattina siamo qui al Teatro Toniolo del Comune di Conegliano con 280 ragazzi delle scuole medie afferenti alla Confartigianato del Dipartimento di Conegliano. L'attività di questa mattina è legata in particolare a quello che è il corretto utilizzo dell'energia. Tema di estrema attualità un po' per il tempo, un po' perché anche Conegliano con tutta una serie di attività parallele sta portando avanti, in particolar modo attività legate al riuso, al riciclo e all'economia circolare. Credo fermamente e convintamente che sensibilizzare i ragazzi di quest'età su un corretto utilizzo dell'energia sia l'unica strada che possiamo percorrere per poter avere un futuro energeticamente parlando.